Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sanità, fondi europei ed enti subregionali, talloni d'Achille della politica calabrese, la Corte dei Conti bacchetta la regione. Lamezia non può essere lasciata sola, Oliverio fa il punto sulla situazione di disagio che vive la città, teatri, stadi chiusi, emergenza rifiuti, i problemi vanno messi sul tavolo e affrontati, dice il governatore, gli investimenti in programma per Lamezia non possono essere rallentati. In 400 in piazza a Reggio Calabria contro l'arroganza del clan, la manifestazione dopo l'incendio doloso alla rosticceria Zero Glutine Life, la partecipazione di Libera. Tragico incidente stradale questa mattina sulla statale 18 a Nocera Terinese, un morto e 2 feriti, il bilancio. L'ex sindaco di Corigliano Calabro Giuseppe Geraci aggredito da un giovane sconosciuto sull'accaduto, indagano i carabinieri. Nessuna traccia del vincitore di 250.000 euro in una tabaccheria di Rende, gli scommettitori continuano a puntare nella fortunata ricevitoria. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque sanità, tallone d'Achille della nostra regione, secondo la Corte dei Conti che parifica l'esercizio finanziario 2017 ma sottolinea le maggiori criticità, fra queste proprio il comparto salute. Il saldo della mobilità in Calabria nel 2017 è stato di oltre 293 milioni di euro, dividendo questo importo per ogni cittadino calabrese il fenomeno ha avuto un costo di 150 euro. Sentiamo Anna Franchino. Si chiama giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Calabria relativo all'esercizio finanziario 2017 della fotografia del bilancio regionale calabrese scattata dai magistrati della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Come al solito è la sanità a catalizzare l'attenzione dei togati, così come gli enti subregionali, e può essere considerata una costante la problematica inerente alla spesa dei fondi comunitari. Sanità tallone d'Achille per la nostra regione che, come noto, è entrata nel programma di risanamento sanitario, il cosiddetto piano di rientro, nel 2009 a causa dei consistenti disavanzi accumulati. Le criticità da lungo tempo presenti sia in termini di assistenza medica inadeguata rispetto ai livelli medi nazionali sia in termini di contribuzione gravano notevolmente sui cittadini e sono state riepilogate dalla sezione in una corposa analisi evidenziando le principali problematiche emerse. Al primo posto ci sono gli impatti del saldo della mobilità sulle risorse regionali, un dato evidenziato più volte. Infatti i cittadini calabresi preferiscono curarsi in altre regioni, ma sottolineano i giudici, ciò comporta che la Calabria deve rimborsare le prestazioni rese ai propri residenti da strutture extraregionali. E visto che il sistema sanitario nazionale prevede che le risorse per la gestione della sanità vengano trasferite dallo Stato alle varie regioni, tenendo conto anche di meccanismi premiali e perequativi, per la Calabria tali risorse sono fortemente incise in negativo dal saldo della mobilità. Il saldo della mobilità in Calabria nel 2017 è stato di oltre 293 milioni di euro. Dividendo tale saldo per il numero degli abitanti, la sezione ha calcolato che nel 2017 per ogni cittadino calabrese il fenomeno della mobilità ha avuto un costo di 150 euro. È il valore pro capite peggiore d'Italia in base ai dati provvisori disponibili e destinato ad aumentare fino a 163 euro nel 2018. L'obiettivo dunque del futuro commissario alla sanità sarà in primis ridurre la mobilità passiva per garantire la fuoriuscita della regione dal piano di rientro. Altro capitolo non meno importante è dedicato alla spesa dei fondi europei da parte della regione, che fa registrare dei ritardi che metterebbero a rischio di revoca le risorse disponibili, compromettendone il raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo del nostro territorio. Lamezia non può essere lasciata sola. Oliverio fa il punto sulla situazione di disagio che vive la città, teatri e stadi chiusi, emergenza rifiuti. I problemi vanno messi sul tavolo e affrontati, dice il governatore. Gli investimenti in programma, aggiunge, non possono essere rallentati.
Dopo l'incontro con i commissari prefettizi, il governatore Oliverio ha convocato i giornalisti nella sala Oro della cittadella regionale per fare il punto sulla situazione che vive la città di Lamezia. Dai teatri agli impianti sportivi chiusi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono solo alcune delle emergenze di Lamezia. Il comune, lo ricordiamo, è commissariato dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e la città vive da tempo una situazione difficile che ha portato i cittadini a protestare per chiedere una maggiore presenza dello Stato. Il governatore Oliverio ha annunciato che ha chiesto anche l'intervento del prefetto. Ho sentito il dovere di intervenire perché una città come Lamezia non può essere lasciata sola e quindi ho assunto l'iniziativa di vedere quali sono i problemi, se è necessario aiutare a risolvere i problemi, pur non avendo la competenza, ripeto, la Regione. Assumerò l'iniziativa di chiedere al prefetto di Catanzaro un incontro e una riunione per mettere al tavolo tutti i soggetti, so che l'aveva già fatto, ma la Regione è disponibile a dare un suo contributo se è necessario, perché la città di Lamezia non può rimanere in queste condizioni. Poi l'attacco alla burocrazia che crea ostacoli. La pigrizia, l'indifferenza, il non interesse per il bene comune, ma questa è una cosa che non può appunto essere consentita. Io ho apprezzato molto la preoccupazione dei commissari e anche le difficoltà, la evidenziazione delle difficoltà di ordine burocratico che hanno rappresentato, però i problemi vanno risolti. Oliverio ha annunciato poi importanti investimenti messi in campo sulla Lamezia, investimenti che non possono essere rallentati. La Regione ha messo in campo investimenti importanti in direzione delle infrastrutture, di agenda urbana, 17 milioni di agenda urbana che servono per la riorganizzazione di funzioni importanti all'interno della città, investimenti in direzione dell'adeguamento sismico degli edifici scolastici, dell'organizzazione della raccolta differenziata, anche questo è un problema importante in modo particolare per una città come Lamezia, quello dei rifiuti, una serie di problemi per i quali noi abbiamo messo in campo risorse che devono trovare una rispondenza ed una corrispondenza in un'attività anche ordinaria. Domani il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sarà in Calabria, prima tappa a Reggio, poi Locri e il Crotonese, vicinanza alla Calabria e l'intento di Palazzo Chigi. Dicevamo, il Premier si fermerà nella città dello Stretto che ieri è scesa in piazza per manifestare solidarietà ai titolari della rosticceria data alle fiamme contro i clan, l'iniziativa promossa da Libera. Vediamo. Anna Pontari, la titolare del negozio di gastronomia per celiaci distrutto una settimana fa a Reggio Calabria da un incendio doloso, regalo del racket, non è sola. Ieri sera alla Reggio degli Onesti, e non è una formula retorica né di comodo, si è ritrovata unita nel sit-in organizzato da Libera per manifestare solidarietà e vicinanza all'imprenditrice. Hanno bruciato il nostro lavoro, la nostra vita, ha detto Anna intervenendo alla manifestazione, ma spero di riuscire a farcela. In quella parola spero c'è tutta la voglia di non piegare la testa di fronte ai mafiosi che a Reggio, quale che sia la cosca di appartenenza, succhiano il sangue a chi vuole lavorare e creare cose utili. Oltre 1 migliaio le persone presenti, unite a rappresentanti delle istituzioni. A Reggio è sceso anche il presidente della commissione parlamentare antimafia, Morra. Presenti anche rappresentanti dei movimenti sindacali, di Confcommercio, di Confindustria e Conf Esercenti e di varie associazioni che operano a Reggio e nel suo Interland. Ringrazio tutti perché veramente ci sono stati vicini, il prefetto, il questore, tutti, la polizia, i vigili del fuoco. Quella notte ho dato poca importanza a questo, però poi ripensandoci veramente sono stati tutti. Non c'è una persona che non ha dimostrato non affetto, amore, perché questo è amore, non è altro. Troppe volte silenzio, omertà e indifferenza hanno permesso che alcuni fenomeni si ripetessero, per cui non ci trovo nulla di strano a dir nome e cognome di soggetti che magari dovrebbero essere oggetto di provvedimenti da parte della magistratura. Le persone devono essere aiutate a prendere coraggio,
ma al tempo stesso le persone devono capire che c'è una responsabilità che grava su ognuno di noi e tutta la Commissione e tutto il Parlamento che vuole rappresentare e testimoniare vicinanza ad una città che deve risollevarsi. L'ex sindaco di Corigliano Calabro Giuseppe Geraci è stato aggredito da un giovane sconosciuto sull'accaduto, indagano i carabinieri. Indagano i carabinieri di Corigliano Rossano su un episodio inquietante, protagonista l'ex sindaco della città ionica aggredito in pieno giorno a Corigliano e lo stesso ex primo cittadino a raccontare quanto accaduto. Io ero fermo con la macchina e leggevo il giornale, aspettavo un amico e quando a un tratto sento una botta fortissima alla macchina senza capire che cosa potesse essere successo, insomma. Quando vedo questo ragazzo qui che tirava calci allo sportello, quindi chiaramente non capivo proprio il gesto, insomma, questo ragazzo qui che tirava questi calci allo sportello della macchina. Riesco poi ad aprire lo sportello, questo qui che scappa, si mette nella sua macchina, io cerco di rincorrerlo, insomma, quindi non... e poi niente, poi ho fatto la denuncia presso i carabinieri e adesso siamo in attesa, anche perché i carabinieri stanno già accertando, il giorno stesso hanno chiesto di vedere un po' dalle telecamere degli uffici che erano lì sulla zona. L'ex amministratore turbato non parla di paura, cerca di capire cosa ha scatenato la violenza. Il timore che questo possa rifare il gesto è chiaro, che una cosa è certa, che quando io sono uscito dalla macchina questo è scappato, quindi non ho avuto nemmeno il coraggio, diciamo, di affrontarmi, insomma, affrontarmi nel senso che anche per dirgli ma che ti prendi, che c'hai in testa, perché hai fatto questo gesto, insomma. Quindi non lo so, speriamo bene, queste sono cose che diciamo che possono apparire come appendice all'uscita di scena come sindaco. La giudiziaria con l'operazione Stige e l'indagine della DDA di Catanzaro contro la cosca Faraò Marincola di Cirò, che ha portato all'arresto di 169 persone. Il sostituto procuratore nel corso dell'udienza del processo a Catanzaro ha chiesto 90 rinvii a giudizio. L'operazione Stige risale al 9 gennaio scorso, l'indagine della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro la cosca Faraò Marincola di Cirò, che ha portato all'arresto di 169 persone. Per 90 degli imputati il sostituto procuratore del Tribunale di Catanzaro, Domenico Guarascio, ha chiesto il rinvio a giudizio, tra questi l'ex presidente della provincia di Crotone e l'ex sindaco di Strongoli. Processo alle battute finali, circa la metà degli imputati ha chiesto il rito abbreviato. Nel corso del dibattimento il sostituto procuratore ha evidenziato come l'accusa di collusione con le cosche nei confronti di alcuni amministratori non nasca da ricostruzioni ipotetiche ma da intercettazioni delle forze dell'ordine. Secondo l'accusa, la cosca aveva costruito una vera e propria rete del business, una holding criminale, così è stata definita dagli inquirenti, in grado di controllare appalti pubblici, la gestione dei rifiuti e perfino i servizi funebri. Un controllo del territorio che sarebbe stato possibile grazie alla connivenza di politici e imprenditori. La prossima udienza in programma il prossimo 10 dicembre. L'inchiesta sui falsi docenti, in 15 scelgono il patteggiamento. L'indagine coordinata dalla Procura di Cosenza, lo ricordiamo, ha coinvolto 6 istituti scolastici. È stata poi stralciata la posizione del presunto stampatore dei falsi diplomi. Da 9 a 15 mesi di pena per i falsi docenti che hanno scelto il patteggiamento. Altri 6 sono in procinto di chiedere il rito alternativo, ma per il momento il passo non è stato fatto. Le indagini sono ancora in corso, tanto è vero che nei giorni scorsi gli inquirenti hanno individuato il presunto stampatore delle false attestazioni. Come si ricorderà, l'inchiesta della Procura di Cosenza ha portato alla luce il raggiro posto in essere da un nutrito gruppo di docenti che attraverso false attestazioni sono riusciti a conquistare postazioni utili in graduatoria per ottenere l'insegnamento. Gli istituti coinvolti hanno sede a Cassano, Castrovillari, Belvedere Marittimo, Corigliano, Gioia Tauro e Siracusa. Le indagini dei carabinieri hanno interessato della vicenda, oltre al provveditorato di Cosenza, quelli di Toscana, Lazio e Puglia.
I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un sequestro di beni per un valore di 1 milione di euro a carico di Giovanni Battista Cacciola, di 54 anni, presunto affiliato alla cosca di 'Ndrangheta dei Cacciola Grasso, che esercita la propria influenza a Rosarno, Gioia Tauro e zone limitrofe. Il sequestro scaturisce dall'indagine denominata Scaccomatto, che ha portato al rinvio a giudizio di Cacciola e alla sua condanna sia in primo grado che in appello a 16 anni di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso. Adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. È di un morto e 2 feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 18 a Nocera Terinese. Lo scontro violento tra un trattore e un furgone, per cause ancora in corso d'accertamento. A perdere la vita il conducente del trattore. Il traffico è stato temporaneamente bloccato. Sul posto forze dell'ordine e sanitari del 118. Sono stati sorpresi a rubare automezzi industriali alla Mezzia Terme nel corso di un servizio di controllo dalla polizia. I malviventi hanno tentato di speronare gli agenti facendo perdere le proprie tracce. Uno degli uomini è stato bloccato e condotto in commissariato. Rapinatore messo in fuga da un anziano a Ionadi nel Vibonese. L'uomo stava passeggiando quando è stato bloccato da una persona armata che gli ha intimato la consegna del denaro. L'anziano ha reagito urlando, costringendo alla fuga il malvivente. Sul posto è arrivata la polizia. È ripresa questa mattina la circolazione ferroviaria tra Crotone e Catanzaro, sospesa da martedì mattina per i danni causati alla linea dal maltempo. Le forti piogge avevano causato smottamenti fra Isola Caporizzuto e San Leonardo di Cutro. 50 i tecnici impegnati da Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare la tratta. Sotto usura per 3 anni è ridotto all'indigenza, un incubo finito adesso per un assicuratore di Bottricello grazie all'intervento dei carabinieri che hanno arrestato il presunto usuraio. Nella rete degli usurai per 3 lunghi anni è la storia di un assicuratore di Bottricello ridotto all'indigenza. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la sua attività commerciale si era trovata in cattive acque. Impossibilitato ad attivare i canali finanziari ufficiali, l'uomo era così finito nella trappola dell'usura e a fronte di un prestito iniziale di 10.000 euro il debito era arrivato a 70.000 euro. Un vero e proprio incubo per l'assicuratore che non riusciva a pagare le rate a tassi di interesse mensili del 17,5%. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sellia Marine e della stazione di Bottricello hanno consentito di ricostruire minuziosamente gli anni di vessazione finanziaria subita dalla vittima e stamani l'epilogo della vicenda quando i militari hanno arrestato un 53enne sorvegliato speciale di Bottricello, Giuseppe Altilia, per il quale si sono spalancate le porte del carcere con l'accusa di usura. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura. Contestualmente è stato eseguito a carico del 53enne un sequestro preventivo diretto e per equivalente al fine di raggiungere la somma di 70.000 euro. La giornata contro la violenza alle donne, tante le iniziative in Calabria. Vivo, il sostituto procuratore di Cosenza Marisa Manzini si è soffermata sul fenomeno. L'importanza di parlare in un territorio come quello calabrese sottomesso dall'omertà e da una sorta di patto del silenzio imposto dai più forti, dai mafiosi e non solo. Ed invece la parola è l'arma più potente che la cittadinanza possiede. A sottolinearlo è il procuratore aggiunto di Cosenza Marisa Manzini, che coglie l'appuntamento del 25 novembre prossimo, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per lanciare da Vibo Valentia un invito a parlare. Credo che proprio su questo territorio, dove non possiamo nasconderci, i fatti criminali, i criminosi sono all'ordine del giorno, soltanto la parola e la denuncia può determinare una svolta e quindi secondo me quello che deve veramente passare come messaggio forte è che la denuncia e soprattutto la denuncia fatta in rete, non della persona
che rimanga sola, e questo è un compito anche delle associazioni che sono presenti sul territorio. Le denunce sono fondamentali per dare un verso diverso a quello che è il verso di questa regione, a vincere le organizzazioni criminali che hanno paura delle parole e che per questo possono essere aggredite attraverso la denuncia e le dichiarazioni delle persone per bene. Lo spunto è stato il suo libro Fai silenzio che arresta assai, nel quale vengono raccontate numerose storie di testimoni e collaboratori di giustizia che il magistrato ha incontrato in 15 anni di carriera svolta alla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, con competenze proprio sul territorio di Vibo Valentia. Incontro avvenuto nell'ambito di un ciclo di eventi voluti dal questore di Vibo Valentia, Andrea Grassi. La mia intenzione era dare voce alle persone che hanno avuto il coraggio di dichiarare, e che diventa coraggio nel momento in cui sono poche, perché soltanto alcune hanno questa forza di avvicinarsi alle istituzioni. Quelle persone secondo me devono essere un esempio, bisogna partire da qui su questo territorio per appunto avviare una stagione nuova. I 250.000 euro vinti in una tabaccheria di Rende, adesso è caccia al fortunato vincitore. Il gioco può causare dipendenza patologica o può cambiarti la vita. Chiedetelo al fortunato giocatore che il 20 novembre scorso ha vinto 250.000 euro puntandone 3 al 10 all'8. È successo qui, nel bar ricevitoria Tucci di via Cilea a Rende. Solo ieri sul monitor di servizio è comparso l'annuncio ufficiale di Lottomatica che ha informato la ricevitoria della vincita. Come succede in questi casi non c'è traccia del vincitore, ma la voce tra i frequentatori del bar si è sparsa subito. Invidia no, però diciamo che i soldi fanno comodo un po' a tutti. Non sono gioco spesso, però qualche volta la puntatina la faccio. Diciamo l'8 e 10 all'8. Noi abbiamo provato a chiedere un po' in giro, ma si sa che non si torna mai sul luogo del delitto o del colpo di fortuna. Ma ai tanti giocatori abbiamo chiesto come investirebbero una cifra del genere. Non si può fare tanto, comunque si cambia un po' il modo di vivere. La prima cosa da fare qual è? La prima cosa da fare? Vabbè, se uno gli manca qualcosa in casa, bisogna che se la compra. Pierino diceva champagne e donne, però insomma diciamo siamo realistici, insomma si pensa alla famiglia, ai figli, insomma qualcosa del genere. L'ho saputo, auguri al vincitore, speriamo anche noi di brindare anche tutti quanti con una bella vincita che fa sempre comodo. Lei cosa farebbe in caso di vincita? Beh, certamente aiuterei pure qualche bisognoso che ha bisogno comunque di qualcosa, e terrei pure per me, insomma, qualcosina, logicamente fare un viaggio. La ricevitoria Tucci è un luogo fortunato. Negli ultimi anni un gratta e vinci miliardario ha regalato 100.000 euro, il 10 e l'8 ha fruttato altri 125.000 euro e un 5+1 a Superenalotto ha portato nelle tasche di uno scommettitore ben 660.000 euro. E allora, seguiamo il signor Patrizio che prova a sfruttare il momento fortunato. 9 numeri. 9 numeri. Ecco, solo che il vincitore ne ha giocato 9 con loro e ha preso anche loro, ha vinto 250.000 euro. Se io prendo tutte e 9 qua, ecco, li potete inquadrare, vinco 100.000 euro. Niente, uno solo ne ho preso, solo il 10. È andata male, signor Patrizio. Riproviamo la prossima. A Cittànova adesso, dove il liceo scientifico conquista 6 Erasmus. Il liceo scientifico Michele Guerrisi di Cittànova è intrapieno in Europa portando a casa 6 progetti Erasmus in 15 paesi, dal Portogallo ai paesi baltici, alla Spagna, alla Francia, ai paesi ex Cortina, Romania, Bulgaria, Macedonia, fino alla Turchia. Gli studenti coinvolti nell'iniziativa andranno a studiare e portare la loro esperienza in quei paesi, finalità dichiarata della preside Angela Maria Colella, orgogliosa del prestigioso obiettivo centrato e di creare canali di collaborazione tra le scuole al fine di sensibilizzare gli approfondimenti scientifici e umanistici e favorire l'integrazione europea a partire dai più giovani, accrescendo il bagaglio culturale degli studenti. Sono delle esperienze belle non solo dal punto di vista culturale, perché ogni progetto ha una sua tematica che deve essere sviluppata, studiata insieme agli altri partner, ma anche dal punto di vista umano e anche dal punto di vista linguistico, perché i ragazzi devono cimentarsi e comunicare in inglese. Ho dovuto
fatto firmare quest'anno con l'Agenzia Nazionale Italiana 6 contratti per questi 6 progetti che ci sono stati autorizzati, quindi avremo mobilità, tantissima mobilità quest'anno in vari e tantissimi paesi. I progetti di quest'anno, molti di questi progetti prevedono che i ragazzi vengano ospitati in famiglia. E adesso le previsioni del tempo. Parziale aumento della pressione sull'Italia favorirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Sarà tuttavia una tregua momentanea e già nella giornata di venerdì è atteso un nuovo peggioramento che interesserà dapprima il nord-ovest dell'Italia per poi estendersi sul resto del settentrione e del centro Italia. La nostra regione nei prossimi giorni sarà quindi interessata da una fase di tempo variabile, con possibili deboli piogge che potrebbero interessare i versanti tirrenici nella giornata di giovedì, a causa di un flusso di correnti umidi nord-occidentali. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì, cielo poco nuvoloso ovunque. Tuttavia nel corso della giornata avremo possibili coperture per passaggio nubi alte, ma senza precipitazioni associate. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì, mosso il Mar Tirreno con venti dai quadranti occidentali, poco mosso il Mar Ionio con venti in direzione settentrionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meti in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.